us faccio un indovinello. Quali che robe che non mangia mai tali staulis furlanis? Se la risposta è un buon di ros o la nonna che ti domanda se tu hai schiatta la morosutta, beh sì, oves ragione. Ma c'è che par da bon, non puoi mangiare e la schiria di prodotti. Fa scontunamente un vorecciar e culture furlane, il purcit. Le figure dal purcit in Friul e ha una connotazione magica, soprattutto per via da Sorese, che garantiva a sfameis le risorse per mangiare per un anno intero. Visaisi di fatto che a Maredassi si sta bene un mese, a Coppa il purcit si sta bene un anno. Ma come sconti du per bene. Anche no, chi in Friul avevi una razza autoctona di purcit, si chiamava la nera friulana, ma dal 2007 la FAO l'ha dichiarata estinta. Come si tira in su più che altri ibris di vari razzis, tra questi la plupart è buona per fare i nestri più su di sonda nera, claro. Ma torniamo a noi, una volta comprato il purcit, si lo metteva al chiotto e si dava di mangiare al paston, fas qui scarso dai vari prodotti a seconda della stagione, finché il purcit non arrivava al peso giusto perché gli facessi una fiesta. Le figure religiose, no, che pensate su altri, e è una parte importante di tutto il contesto. Us fidi, qui non si sa mai sentito di, oh, tu sei scuola il purcit di Sant'Antonio, eh? Questa frase, che come ho prima per dire di un gran torzeon, è proprio di un'usanza che si aveva una volta. Il predi, il sindaco o qualche famiglia facoltosa e comprava un purcitut che chiamava in toni, proprio in onore del San Protettore des Besteutis. Dopo averlo benedito, lo molava in attor con una collane o altro per ricognoscilo, perché che era il compito di tutto il paese, dai di mangiare e crescilo. Una volta pronto per essere macellato, al veniva in tutta l'aste e c'è che si guadagnava al coventare per aiutare il predi o per necessità della comunità. Bon, dopo che usai spiegato di zoologia e di tradizione, rivinga al ponda questione. La purcitade, un dei momenti più rispettati tanti famigli, dove che duce, anzi frus, e davi una mano al fidato purcitar. E c'è che non saltava fuori di quel purcit, ogni ben di Dio, e di tutto che non si buttava via nulla, neanche il sangue o i budiei. Ah, e poi, una menzione all'onore e va fatta ai camarins. Si perché che le stanze che covente per stagionare in saccas non poteva mica essere fatte su alla buona di Dios e aveva di rispettare caratteristiche precise. Essi orientati verso nord, sotto il livello del terreno e con un grado di temperature e umidità costanti. Robis che Einstein, spostati. Ben intenduto che si attaccava a purcità da stagione fredda, per solito a Sant'Andrea, il purcit sulla breve. C'è mo si faceva durare tutto per un anno. Beh, ogni prodotto aveva il momento giusto per essere consumato. La regola era, più alle fresche e prima si mangia. E dunque, prima di tutto prodotti a base di sangue anche la polmonaria. Sotto Nadal si attaccava qui muses, invece su Pasche si vergeva i primi salams. Poi dopo, te mesi plichials che si attaccava a trebbià, via di socol. Per finire con le soppresse, te mesi de vendeme. Col passare del tempo e con l'increscita di una coscienza più sensibile verso gli bestis, tante di queste tradizioni che ieri le ha display che altri hanno una necessità e a garantire la sufficienza di tanti famiglie, si stanno perdendo. A son pochi che sono stati sbenediti per conservare le memorie di che street e a Cirini tramandare perché no si dismentè le fadure e le autenticità di tutto che si sa bene. Fantastico, mi raccomandi di lasciare un mi piace a questo video. Si vediamo alle prossime avventure culinarie. Mandi!